24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo, connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Anche l'Europa viene in aiuto del Veneto alluvionato. Ringrazio di cuore il vicepresidente della Commissione Antonio Tajani, che ci è stato davvero vicino in questa sciagura dai contorni purtroppo storici, lavorando per accelerare i tempi della risposta comunitaria. Lo ha detto il presidente della regione del Veneto Luca Zaia, commentando la notizia secondo la quale è addirittura d'arrivo la decisione della Commissione relativa ad uno stanziamento di aiuti per un importo di poco inferiore ai 20 milioni di euro. Ci contavamo, sapendo però che l'esito dell'istruttoria non era né scontato né automatico, ha affermato Zaia. Tutta la squadra ha lavorato bene per giungere a questo risultato e i veneti, cittadini e imprese meritano l'attenzione dimostrata dall'Unione Europea. Tra ottobre e dicembre 2011 le imprese venete prevedono di effettuare poco più di 9.000 assunzioni, in calo rispetto oltre le 13.500 pianificate nel trimestre precedente. Il quadro occupazionale emerge dall'analisi sui fabbisogni occupazionali delle imprese per il periodo ottobre-dicembre 2011 realizzata da Unioncamere del Veneto. Rispetto alle previsioni annuali, gli imprenditori hanno progressivamente rivisto al ribasso i propri fabbisogni professionali, fermandosi alla quota di 9.000 nuovi ingressi previsti. Le 9.000 assunzioni programmate per gli ultimi 3 mesi del 2011 corrispondono a un tasso di entrata pari a circa 7,5 assunzioni ogni 1.000 dipendenti, quota che colloca il Veneto sotto la media del nord-est e nazionale e in posizione intermedia tra le 20 regioni italiane. Cara banca, ma quanto mi costi? È il tema del convegno organizzato dall'Adiconsum Veneto in Camera di Commercio di Padova, un incontro per informare le persone, le aziende su rischi, diritti e potenzialità degli investimenti bancari. Grazie al cielo Adiconsum è strutturato in maniera tale per cui può assistere queste persone arrivando fino alla piccola impresa, chiaramente non pensiamo alla grande impresa. Questa siamo l'unica associazione in Italia a parlare di usura, addirittura se ci sono persone fisiche che hanno problemi che stanno per cadere in usura, noi abbiamo un fondo di garanzia per cui possiamo dare appunto garanzia anche a chi in banca non sarebbe accettato, e questo è un passaggio in più che Adiconsum può avere rispetto a tutte le altre. Ci sono regole che esistono a livello europeo o nazionale, ma spesso per non dare un foglio informativo le persone non hanno la possibilità di controllare prima di firmare e conoscenza dei loro diritti. Una normativa che esiste da anni, ma il problema del sistema bancario è l'applicazione corretta delle regole. Si può dire che è bene che il consumatore di questi servizi presti particolari attenzioni ai costi che gli vengono addebitati e al fatto che effettivamente sussista una corrispondenza tra costi addebitati e prestazioni erogate. Questo per quanto riguarda il futuro. Per quanto riguarda il pregresso, ove lo ritenga, il consumatore dei servizi bancari potrà rivolgersi a chi effettivamente sia in grado di valutare se in passato siano state richieste somme in eccesso per un eventuale recupero secondo quello che prevede il nostro diritto. Auto e blindati in fiamme, vetrine sfondate, barricate con cassonetti infuocati, lancio di oggetti, sassi e petardi contro le forze dell'ordine. Sono vere e proprie scene di guerriglia urbana che sabato hanno messo in ginocchio la capitale. I tutori della sicurezza erano in strada, soggetti ad ogni sorta di rischio, e oggi, 48 ore dopo gli scontri che hanno invaso Roma, denunciano il caos che sta investendo il nostro paese e accusano il governo che li ha abbandonati.
Siamo in attesa appunto che rientrino 50 colleghi da Roma, proprio perché da Padova è partito un contingente per questa manifestazione, visto che qui a Padova abbiamo uno dei migliori reparti specializzati per l'ordine pubblico. La denuncia che facciamo noi è contro questo governo che da circa 3 anni ci sta continuando a tagliare fondi. 100 località coinvolte, oltre 200 eventi programmati, 142 tappe tra paesi, borghi, castelli e boschi, attorno ai quali si è sviluppata una vera e propria cultura popolare legata alle storie del mistero. Il tutto tra il 28 ottobre e il 4 dicembre prossimi. Sono questi i numeri di Veneto Spettacoli di Mistero, il festival interamente dedicato a luoghi leggendari e oscuri, racconti popolari, realizzato per il 3° anno consecutivo in collaborazione tra la Regione e il Proloco del Veneto, che trasporterà spettatori, turisti e appassionati in una affascinante realtà fatta di streghe, folletti, lumière, diavoli e spiriti dannati. La manifestazione, che l'anno scorso ha calamitato oltre 80.000 spettatori e visitatori, è stata presentata a Venezia nel corso di una conferenza stampa alla quale ha partecipato l'assessore regionale all'identità veneta Daniele Estival. Ikea, una filiera nel nord. Dopo Milano, Brescia, Padova e il progetto a Verona, pronto un nuovo polo commerciale a Treviso, un vero asse lombardo-veneto, tutti i particolari su industria e finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo, connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.